Io sono, per chi non mi conosce, ma insomma ci siamo visti un po' tutti, almeno quelli che sono in sala e anche per chi è collegato, sono Cristian Sacchetta e sono direttore di Appia. Il mio compito oggi è quello di coordinare un po' il tavolo, però non ruberei altro tempo perché passerei insomma subito la parola per un saluto istituzionale al nostro presidente di Appia CNA, Massimo Sposato. Buongiorno a tutti, grazie Cristian. Tanto un benvenuto a chi è qui in sala e chi è collegato da remoto, e soprattutto un ringraziamento agli ospiti che ci intratterranno con l'esposizione anche della ricerca che è stata fatta su un settore, quello del legno, che soprattutto nelle nostre zone è molto importante e negli anni non ha avuto l'attenzione che si doveva dare, e soprattutto anche dopo gli eventi calamitosi che sono stati ormai 3 anni fa. È un settore che è venuto ancora di più alla ribalta. Noi come Appia siamo sui tavoli istituzionali per portare avanti le nostre istanze, i nostri associati, e soprattutto con una visione legata al nostro territorio, ma che deve comunque essere affrontato a livello politico nazionale. Quindi lascio la parola agli ospiti, vi ringrazio tutti. Buon proseguimento. Grazie Presidente. Allora io introduco anche gli ospiti di oggi. Interverrà come prima persona Erman Sala, che è il Presidente del mestiere legno arredo della CNA del Veneto e della CNA. A seguire ci sarà l'intervento di Simone Leola, assessore provinciale all'ambiente. Con noi collegato c'è anche la consigliera regionale Silvia Cestaro, che si riterrà di intervenire, a noi farebbe molto piacere, e ovviamente a conclusione del convegno la responsabile di CNA Produzione Nazionale, Valentina Di Terravellino. Il clou degli interventi sarà a cura di Etifor, perché oggi presentiamo insomma il progetto che abbiamo commissionato e che Nicola Andrigetto ci dettaglierà insomma nella sua presentazione. Ecco, quindi do la parola, nota intanto di tecnica per gli interventi da remoto. Chiedo per cortesia di scrivere in chat in modo che poi daremo la parola. Bene, do la parola quindi al Presidente Sala per la sua introduzione. Buon pomeriggio a tutti, voi presenti e a chi è presente in remoto. Mi scuso in anticipo se leggo il discorso, ma poiché il tempo diciamo è tiranno, ho preferito scrivere alcune righe per riuscire in poco tempo a presentarvi un progetto che intendiamo allargare sia a livello locale che nazionale. Questo progetto, proposto da Appia CNA e realizzato da Etifor, spin-off dell'Università di Padova, si prefigge di approfondire il contesto economico, normativo e di sviluppo del comparto del legno, con riferimento alla situazione internazionale, nazionale e locale e alle prospettive di rilancio. Perché abbiamo pensato di fare questo lavoro di analisi della filiera del legno? Perché secondo noi il legno, come si suol dire, si accompagna dalla culla alla cassa, e cioè lo ritroviamo in tutta la nostra vita, in qualsiasi settore, sia settore edile, settore turistico, industriale, eccetera. Negli anni passati la gestione forestale, intesa come patrimonio forestale di valore, non è stata sviluppata. Abbiamo perso in parte quella cultura del bosco, del legno, che faceva parte del nostro vivere normale. In ogni famiglia, in ogni regione italiana, il sapere veniva tramandato e con esso la cultura del legno. Con il legno si scalda, si costruiscono gli attrezzi per il lavoro, le case, la carta per scrivere, per studiare, per creare cultura. Quindi vediamo che attraverso il legno si fa cultura. Se consideriamo che il 35% del territorio italiano è di montagna, che unito al 41% collinare costituisce un 76% del territorio nazionale potenzialmente boschivo. Capiamo facilmente come il legno deve essere gestito in modo efficace e sostenibile.
e come questo non possa essere fatto a livello locale, ma bensì nazionale ed europeo. E operando in tal modo anche a livello locale ci potranno essere degli sviluppi interessanti, lungimiranti e di grandi prospettive. Perciò noi vogliamo con questo progetto gettare le basi per condividere con tutti un'analisi oggettiva sulle problematiche che stiamo vivendo, ma soprattutto intraprendere delle buone pratiche per cogliere le grandi opportunità che il legno ci può dare. Gli ultimi avvenimenti, Vaia in primis e la crisi delle materie prime con l'aumento dei costi, dobbiamo vederli, considerarli come delle opportunità. Opportunità di nuovi business, opportunità di cambiare, evolvere i nostri schemi, i nostri modus operandi, perché solo così le nostre aziende, le nostre comunità, le nostre famiglie e più di tutto i nostri figli potranno sperare in un futuro non migliore, ma sostenibile. Oggi e in futuro l'impegno di tutti noi dovrà essere rivolto in particolar modo all'ambiente, alla salvaguardia dell'ambiente. Questo vuol dire gestire in modo responsabile quello che abbiamo a disposizione e per farlo dobbiamo essere consapevoli e conoscere. Dobbiamo essere cultura e creare, diffondere cultura. Con questo impegno ora lascio la parola a Nicola Andrighetto di Etifor, che ringrazio nuovamente per l'analisi molto interessante che hai elaborato e che siamo sicuri servirà da stimolo e da base per la collaborazione di tutti gli attori locali e nazionali, affinché il legno, ma non solo, ritorni ad essere gestito in modo efficace e sostenibile. Grazie a tutti e buon proseguimento. Buongiorno a tutti, intanto mi presento, appunto sono Nicola Andrighetto di Etifor. Etifor è uno spin-off dell'Università di Padova. In questa breve presentazione, in questa ventina di minuti, cercherò di andare a portare una fotografia del settore e le prospettive appunto del settore legno in Italia, soprattutto in Italia. Quindi avremo i contenuti di questa presentazione, andrò a presentare appunto lo scenario internazionale ed europeo, quindi come si sta evolvendo il mercato del legno a livello internazionale, per poi calarmi a uno scenario nazionale, quindi lo stato di salute dei vari comparti della macrofiliera. Porterò degli esempi di best practice presenti nel nostro territorio per poi arrivare a delle conclusioni in cui chiuderò con un'analisi, diciamo, SWOT. Quindi prendiamola alla larga. Diciamo che le foreste, secondo la FAO del 2020, si estendevano per 4 miliardi di ettari, quindi il 31% della superficie terrestre. Negli ultimi 30 anni la superficie forestale è diminuita del 10%. Ma in Europa questo non è successo, anzi la superficie forestale, come sappiamo, non è diminuita ma aumentata, perché in Europa circa il 73% dell'incremento legnoso viene prelevato. In questo grafico si può vedere quali sono, si parla appunto tanto di deforestazione, di questi problemi, ma qual è la parte del mondo più interessata da questo? È soprattutto la parte del Sud America e Africa. Europa e Stati Uniti abbiamo un fenomeno invece di crescita delle foreste, anche l'Asia abbiamo un fenomeno di crescita, soprattutto per quanto riguarda le piantagioni. Ma quali sono i prelievi, come stanno andando i prelievi e i consumi dei prodotti in legno? Dagli anni 60 agli anni 90 la produzione e l'attivo consumo di legname sono costantemente aumentati e tra il 1990 e il 2010 la produzione di legname è rimasta relativamente stabile, per poi aumentare dal 2010 in poi. Quindi dal 2010 al 2018 abbiamo un continuo aumento della domanda di prodotti in legno, quindi del consumo di legname. E secondo le previsioni l'aumento da qua al 2050 crescerà il consumo del 30 al 50%. Chi lo dice appunto Gresham, che è un ente di ricerca, dice che crescerà del 50%, e Temaki, che è un autore del European Institute of Forest, dice che crescerà del 30%. Comunque possiamo essere sicuri che da qua al 2050 il consumo di legname a livello mondiale crescerà, quindi ci sarà il mercato in crescita. Quali sono le principali ragioni che spingono il consumo di legname? Sicuramente nei paesi di via di sviluppo fenomeni di urbanizzazione o comunque la classe media andrà a costruire le proprie case. Nei paesi occidentali invece le politiche di decarbonizzazione andranno a favorire l'utilizzo di legname nell'edilizia
e ci sarà anche una voglia delle persone di arredare in legno. E questo fenomeno l'abbiamo già cominciato a vedere nel lockdown appunto degli scorsi mesi, in cui, nonostante appunto il periodo, abbiamo avuto un rimbalzo della domanda di legno. Il settore non ha avuto a livello mondiale una grossa flessione. Perché? Perché la gente, stando a casa, ha avuto la necessità di aggiungere o convertire il proprio spazio abitativo, e quindi il settore fai da te della ristrutturazione hanno visto una crescita, e la volontà delle persone di vivere comunque un ambiente più naturale, quindi il legno come elemento. E quindi abbiamo avuto un rimbalzo della domanda, abbiamo avuto interruzione della catena di approvvigionamento a causa di chiusure forzate, una grossa appunto problemi nella logistica, per arrivare a, come dicevamo prima, anche la crisi delle materie prime che ha coinvolto anche il legno. Ma chi sono i players nel mercato mondiale? Negli ultimi 20 anni il consumo e la produzione si è sempre spostato da paesi del Nord America, Europa e Giappone verso le grandi economie a rapida espansione. Alcuni dati per avere un'idea di questo fenomeno: dal 1990 al 2018 il consumo apparente di prodotti in legno nei paesi asiatici è quasi raddoppiato, in Europa e Stati Uniti è rimasto praticamente invariato. Tra il 2000 e il 2015 l'import cinese ed indiano di legname grezzo e di segati è triplicato. I 3/4 del legname grezzo tropicale è importato da India e Cina. Per avere un'idea, certi paesi africani adesso destinano tutti i loro prodotti verso la Cina o Vietnam o India. Nel 2000 i principali partner di questi paesi erano paesi europei come Italia e Francia. Mi sono ieri un po' anche a livello grafico divertito a fare questo grafico. Chi comprava legno rozzo nel 2000, vediamo che la Cina è al 14%, chi comprava legno rozzo nel 2019, la Cina ormai è al 50%. Quindi è l'India che anche quello cresce. Quindi possiamo vedere che per quanto riguarda il legno grezzo, la Cina ha veramente un ruolo predominante. Calandoci nel contesto europeo, nel 2019 circa 500 milioni di legnami sono stati prelevati dalle nostre foreste, che anche qua abbiamo comunque avuto una crescita, più 25% rispetto al 2000. Il 75% di questo legname è stato utilizzato per utilizzi industriali e quindi non energetici, il resto energetici, naturalmente il 25%. La macrofiliera europea è composta da circa 400.000 aziende e più di 3 milioni di persone. A livello europeo, Germania, Svezia e Polonia sono i grandi paesi leader nella produzione di prodotti semilavorati e finiti in legno. Anche questi alcuni dati di legname tondo, legname segato e pannelli, e vediamo come entrambi questi prodotti ci sia una crescita dal 90 al 2019. Ma cosa abbiamo assistito, e anche qua abbiamo visto in Europa? Il ruolo dei fenomeni meteorologici estremi. Per avere un'idea, tra il 2017 e il 2019 abbiamo avuto una grande disponibilità di materia prima in Europa, a causa di questi appunti tempeste di vento, come vaia, o attacchi di insetti. Quindi questi hanno favorito l'immissione di ben 270 milioni di metri cubi di legname schiantato danneggiato. La crescita più significativa l'abbiama avuta in Repubblica Ceca e Germania, che sono, guarda caso, i paesi più colpiti da tempeste di vento e attacchi. Per avere un'idea, queste sono le tempeste di vento più grandi che abbiamo avuto in Europa dal 90 ad oggi. Possiamo vedere che tra il 2018 e il 2017 ne abbiamo avute 3, Baia, ma come possiamo vedere Baia non è stata la più grande che abbiamo avuto in Europa. Nel 2018 in Germania abbiamo avuto una tempesta di vento che ha provocato ancora più danni. Ma quello che dobbiamo essere pronti, ci deve preoccupare, è che sappiamo che dopo le tempeste di vento arriva il bostrico, come stiamo vedendo anche qua. Porto questo grafico. Questi sono i danni alle foreste Repubblica Ceca provocate da disastri naturali o quelli rossi da bostrico, da insetti, su abete rosso. Possiamo vedere che il bostrico può avere impatti maggiori rispetto alle tempeste di vento. Ciò significa che anche qua, anche nel nostro contesto, dobbiamo essere consapevoli, come stiamo vedendo, che dopo la tempesta di vento che abbiamo avuto Vaia, il bostrico purtroppo arriverà. Ovviamente si cercherà di combattere, però dobbiamo sapere che il mercato nei prossimi anni sarà anche catalizzato da materiale cosiddetto bostricato.
E questo fenomeno, questo è anche appunto per varie associazioni di categoria, è veramente, secondo me, molto interessante tenere in considerazione, sono i danni da bostrico in Europa negli ultimi anni, in certi paesi europei, e vediamo come questo aumenta. Questo aumenta in maniera esponenziale. Ma dove finisce il legname danneggiato? Quindi abbiamo visto che in Europa abbiamo avuto grossi danni da tempeste di vento o da attacchi di bostrico. Anche in questo caso qua abbiamo visto la comparsa della Cina come grosso acquirente di questo legname. Sono cresciute di 4 volte l'export europeo di legname da Europa a Cina. La Cina è diventato il primo partner di Germania e Repubblica Ceca per il legname tondo. Questo fino a 10 anni fa sembrava impensabile. Quindi la Germania vende principalmente legname tondo alla Cina. La Cina nel 2019 ha acquistato più del 50% del legname tondo esportato alla Germania. Questo per avere un'idea come export totale della Germania, export verso la Cina. Possiamo vedere come la Cina è un importantissimo acquirente di legname tondo e appunto in particolare, soprattutto, come abbiamo visto anche nel nostro territorio, ha acquistato anche legname e sta acquistando legname schiantato, danneggiato. Per chiudere il contesto internazionale, appunto, mi piace sottolineare come a causa della crisi climatica dobbiamo essere consapevoli che ci sarà un aumento degli eventi catastrofici e il settore legno deve essere pronto. Questo, appunto, anche questo grafico è un po' l'andamento degli eventi catastrofici, come stanno aumentando in Europa negli ultimi anni, e quindi probabilmente Vaia non sarà un evento isolato, per quanto riguarda anche il nostro territorio. Quali sono, chiudo appunto la parte internazionale, quali sono le strategie politiche europee che mi piacerebbe sottolineare, perché appunto il tutto comunque anche a livello europeo si sta muovendo. Abbiamo la nuova strategia forestale europea, pubblicata nel scorso luglio, che è inserita nella più ampia cornice del Green Deal europeo e la strategia dell'Europa sulla biodiversità per il 2030. Le principali azioni di questa strategia invita appunto la strategia ad aumentare la qualità e l'estensione delle foreste europee, assicurare un flusso adeguato di servizi ecosistemici, incentivare il proprietario di gestione attiva, un'adozione all'approccio a cascata dell'economia circolare, ma secondo me quello più interessante per noi è il riconoscimento del ruolo del legno in edilizia come per favorire lo stoccaggio del carbonio nei manufatti. Quindi il ruolo è riconosciuto ancora una volta, il ruolo del legno sia per quanto riguarda la gestione attiva del territorio, ma anche come stock di carbonio. Altre politiche che immagino voi conoscete, la Timber Regulation, che quindi per contrastare l'immissione di legnami irregolari, quindi l'importanza di essere tracciato, e ci sarà anche una proposta nei prossimi mesi su un regolamento simile al Timber Regulation per altri prodotti come il sughero e altri prodotti simili. Passando da un contesto internazionale a un contesto nazionale, appunto a settembre abbiamo avuto la pubblicazione, meglio tardi che mai, del terzo inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali del carbonio del 2015. Quindi abbiamo dati del 2015, ma pubblicato nel 2021. E quindi abbiamo una fonte di dati relativamente fresca, in cui sono basato per fare questa appunto slide. Le foreste in Italia quindi hanno una superficie di 11 milioni di ettari. In Italia, come abbiamo visto, come in Europa, la superficie forestale è aumentata, è più che raddoppiata negli ultimi 50-60 anni, dove abbiamo avuto l'espansione maggiore nelle zone montane. Le principali cause di questo aumento o di una scarsa gestione che poi vedremo è un'alta frammentazione fondiaria, quindi piccoli proprietari forestali, e la maggior parte dei nostri boschi si trova al di sopra appunto dei 500 metri, quindi difficoltà a operare molto, molto spesso. Dicevamo anche prima appunto l'Italia è caratterizzata da una gestione non attiva dei nostri boschi. Sempre secondo questo documento, il 37,4% dei nostri boschi italiani non è soggetto ad alcuna pratica culturale e il 40% è soggetto a pratiche culturali minimi. Soltanto il 15,3% della superficie forestale è gestita attraverso piani di gestione. Cosa significa?
che io ho una pianificazione, ho una strategia per il mio bosco, e ad oggi solo il 15,3% è pianificata. Il 10% delle foreste di proprietà privata hanno un proprietario sconosciuto, quindi c'è anche un fenomeno dell'abbandono. Negli ultimi anni nel nostro paese non si è utilizzato, quindi non si è tagliato più di un terzo dell'incremento annuo. A livello europeo se ne preleva più del 70%, quindi significa che se un ettaro cresce di 10 metri cubi, di media in Italia se ne utilizzano all'anno 3. Un cenno sui dati. I dati spesso a livello italiano è difficile trovarli, sono mancanti. Quindi abbiamo visto che questo inventario è stato pubblicato con 6 anni di ritardo e i dati Istat spesso non costruiscono dati solidi. Perché? Perché spesso non sono pubblicati con regolarità, quindi i dati sui prelievi non sono facili spesso da recuperare. Possiamo dire comunque ad oggi appunto che ad oggi la maggior parte del legname prelevato in Italia va a un utilizzo energetico. Questo perché? Perché comunque la risorsa legno in Italia per l'utilizzo energetico è comunque rilevante. Sempre secondo l'Istat, il 15% delle famiglie italiane utilizzano biomasse legnose come la principale fonte di riscaldamento domestico. Quindi ad oggi il legno costituisce veramente la prima fonte energetica per la produzione di energia primaria tra le rinnovabili, ed il legno come risorsa ha un ruolo importante in Italia per quanto riguarda la produzione di energia. Tornando ancora al contesto forestale, ho provato a mettere a confronto l'Italia con altri paesi a noi vicini. Noi possiamo vedere come da noi appunto si preleva meno di un terzo, la media europea è quasi il 75%. Abbiamo un problema di pianificazione e quindi abbiamo un territorio forestale poco gestito. Quindi passando dal settore forestale alla macro filiera, nel suo complesso nel 2019 la produzione complessiva della macro filiera del legno italiana si attestava sui 42,5 miliardi di euro, che rappresenta il 4,5% del fatturato mattoriale nazionale. Ma se andiamo a vedere nel dettaglio, la grande fetta di questo è composta dal comparto arredamento e quindi non dalla parte segheria o prima trasformazione. L'arredamento italiano, più del 50% del comparto arredamento è destinato all'export. La Francia e la Germania rappresentano le principali destinazioni europee, USA e Cina i principali mercati extraeuropei. L'Italia, proprio su questo, è il primo esportatore europeo e il quarto mondiale di mobili per ufficio e secondo europeo di mobili per cucina, quindi un fortissimo ruolo nell'export di legname e che in continua crescita. Una bilancia commerciale dell'industria italiana di legno arredo estremamente positiva, seconda solo a Cina e Polonia. Ma da dove proviene la materia prima? Non proviene dalle nostre foreste. L'Italia è tra le prime 3 importatrici europee di prodotti legnosi, la seconda importatrice di segati, la prima di tranciati ed è il primo importatore mondiale di legna da erdere. Quindi questa è un po' ho provato a fare la bilancia commerciale dei semi lavorati, quindi segati, tranciati per quanto riguarda l'Italia. Come si può vedere, l'Italia dal 2000 ad oggi, dal 2000 al 2019, importa molto che esportare per quanto riguarda i semi lavorati, quindi segati, quindi non prodotti finiti, non arredamenti. Scusate. Abbiamo avuto appunto, se andiamo a vedere il numero delle aziende italiane, scusate che appunto abbiamo avuto un settore della prima lavorazione che è in continua crisi. Quindi tra il 2012 e il 2019 una forte riduzione del numero di aziende e dei loro dipendenti. Un meno 50%, si può vedere dal grafico, quello alla mia sinistra rappresenta il numero di aziende, quello centrale il numero di dipendenti. Dal 2012 al 2019 un continuo calo sia del numero di aziende che del numero di dipendenti. E le aziende queste della prima trasformazione sono piuttosto piccole rispetto per esempio a Germania e Austria. Quindi in Italia non superano i 4 dipendenti per azienda, quindi abbiamo
settore della prima lavorazione piuttosto piccolo. E capacità produttiva di queste piuttosto piccole in confronto anche ai nostri competitor. Noi dobbiamo comunque cominciare a guardare, ci dobbiamo confrontare con per esempio aziende austriache, segherie austriache. Queste sono le 8 principali segherie a livello europeo e potete vedere che tra le prime 5, 3 sono austriache, con una capacità produttiva che è superiore quasi ai 2 milioni di metri cubi lavorati, se non mi sbaglio, in continua espansione. Queste sono spesso le segherie che abbiamo fuori confine, non molto distanti da qua. E appunto ho provato anche a fare questo grafico, appunto la produzione, andare a confrontare il rapporto tra la produzione interna e il consumo apparente del paese. Quindi se appunto la produzione, il rapporto dovrebbe essere 1 se la produzione è in grado completamente di soddisfare il consumo apparente del paese per prodotti come segati, compensati, pannelli o MDF. Possiamo vedere come, per quanto riguarda soprattutto i segati, l'Italia non riesce a soddisfare più del 20% della domanda, perché raggiunge un 0,2, quindi è il tasso di autoapprovvigionamento. Però possiamo vedere che c'è un settore, quello dei pannelli in particolare, abbastanza solido, che riusciamo appunto a soddisfare la domanda interna. Perché? Perché l'industria dei pannelli è piuttosto solida grazie al ruolo del riciclato. Il 93% dei pannelli trucciolari prodotti in Italia è di fatto legno riciclato. Ci sono dei grandissimi player italiani che su questo hanno fatto la loro forza e sono protagonisti in Italia e in Europa. Quindi, per quanto riguarda i pannelli, l'Italia comunque ha la sua funzione. Quindi, qua possiamo vedere che il settore del legno, l'economia circolare, involontariamente il settore del legno italiano involontariamente rispetta anche l'approccio comunque dell'economia circolare. Però è una cosa non spesso voluta dalla politica, ma qualche imprenditore negli anni 90 ha iniziato questa strada, quindi il sfruttare il legno riciclato per fare i pannelli del trucciolare. Quindi, chiudendo un po' questo discorso, abbiamo un'industria a livello italiano, un'industria di prima lavorazione debole, che fa sì una sempre meno possibilità di creare valore aggiunto del legname italiano, produzione interna sempre meno valorizzata. Questo fa sì che i proprietari forestali sono sempre meno interessati alla gestione, questo fa sì che l'offerta di legname è sempre più limitata e quindi è un circolo che continua che in entrambe le cose si ripete, quindi perché appunto l'offerta interna di legname è sempre più limitata perché c'è la sempre meno volontà e incentivo al proprietario di gestire i propri boschi. E su questo però possiamo vedere come le certificazioni forestali, quindi FSC e PFC, in verità stanno aumentando. Quindi abbiamo detto che una gestione è sempre meno passiva, però c'è la consapevolezza, c'è la volontà del consumatore finale nel ricercare un prodotto certificato in maniera sostenibile. Quindi qua abbiamo le 2 grandi standard di gestione forestale, PFC e FSC. A sinistra vediamo l'espansione delle aree forestali certificate, la maggior parte è PFC. A destra invece abbiamo i certificati catene custodie, che sono quelli certificati delle aziende. E questo un po' rappresenta la macrofiliera, questo grafico, perché vediamo come le aziende manifatturiere, che sono principalmente certificate FSC, ma essendo certificate FSC non possono andare a comprare più di tanto materiale PFC, quindi vuol dire che queste aziende, tutte certificate FSC, non vanno a comprare materiale certificato in Italia, ma vanno a comprarlo all'estero. Quindi questa slide per dire c'è un interesse, ma sembra che anche queste aziende sono certificate, ma il loro grande interesse, i loro grandi partner sono sì certificati, ma non sono italiani. Per quanto riguarda le ultime azioni legislative a livello italiano, anche questo sta molto bollendo in pentola. C'è il testo unico forestale, che è stato approvato nel 2018,
che ha principali punti, quindi un incentivo alla pianificazione forestale, alla formazione dei professionisti, promozione e gestione associata, della certificazione, il ruolo dei servizi ecosistemici, e anche la strategia forestale nazionale per il settore forestale e le sue filiere, che è strettamente collegata al testo unico forestale, che abbiamo avuto appunto adesso alla chiusura della consultazione pubblica poco tempo fa, e sono in fase di stesura e pubblicazione del finale. Quindi c'è molto che sta a livello nazionale, sta molto bollendo in pentola, diciamo, e anche sappiamo che il PNRR, anche se non ha delle risorse specifiche per il settore forestale, ha comunque qualcosa per la filiera. Adesso non sono andato nel dettaglio, però è veramente anche un qualcosa di essere pronti, perché appunto si sta molto muovendo a livello nazionale. E vi porto adesso alcune best practices che comunque anche a livello nazionale si sono viste negli ultimi anni. Come abbiamo detto, il nostro settore, il settore forestale, ha sempre stato carente di avere dati e informazioni. E il RAF Italia nel 2017-2018 ha fotografato lo stato delle foreste e del settore forestale in Italia. È stato il primo da mettere insieme dai prodotti funghi e tartufi, ai dati economici di quello, ai prelievi forestali, alle ditte boschive, da mettere insieme in un unico volume. È per noi ricercatori, diciamo, è il volume di riferimento. E anche il Veneto, grazie alla Veneto Agricoltura, ha fatto qualcosa di simile. È stato pubblicato a luglio del 2021, è il rapporto del settore foreste e del settore forestale in Veneto. Quindi ha provato da mettere insieme tutte le varie iniziative esistenti e i vari dati a disposizione. Anche questo, secondo me, è veramente un tentativo molto prezioso per mettere insieme i dati. Vi porto un altro esempio ancora, secondo me, ancora migliore dai vicini sloveni. La Slovenia ha questo sito fatto dall'Agenzia Forestale Nazionale, il Wood Chain Manager, in cui regolarmente, settimanalmente, viene pubblicato, oltre ai dati sul settore, anche sui prezzi e anche dove vengono fatti i rilievi, via dicendo. È per dire che i paesi vicino a noi comunque si stanno muovendo in maniera anche compatta, ed è importante avere appunto questi tipi di fonti informative globali. Un'altra necessità che è sempre emersa è mancano spesso informazioni sui prezzi o sui bandi. Quindi fino a 2 o 3 anni fa al tecnico comunale che aveva avuto degli schianti o che doveva vendere legname, ci si rivolgeva spesso a noi a chiedere ma a che prezzo devo vendere, perché manca in Italia un riferimento preciso sul prezzo del legname. E negli ultimi anni sono nate delle iniziative a livello regionale come il Legno Trentino, che appunto mette insieme tutti i bandi, anche l'andamento dei prezzi del legname, e simile al Legno Trentino abbiamo il portale Legno Veneto, che è stato messo online pochi mesi fa, che mette insieme sia le aste di legname che appunto che ci sono nella nostra regione, oltre ad avere indicazioni sui prezzi. Per quanto riguarda invece l'alta frammentazione fondiaria, alcune dei best practices, vi porto qua Forest Sharing, un'iniziativa toscana, che è una community di proprietari forestali, quindi cercare di mettere insieme i vari proprietari. O un'altra gestione diversa, che io ci credo molto in futuro, guardando anche altri paesi europei, quindi questi contractors forestali. Nel senso, io affido il mio bosco a una persona che mi segue per tutto il bosco, diciamo, una sorta di contratto di affitto forestale, diciamo, che mi garantisce una completa gestione sostenibile del mio bosco. E quindi il pacchetto completo, questo io ho portato l'esempio di Val Plus, i proprietari di bosco che non possono gestire le loro proprietà per motivi di tempo, affidano appunto a questo. Questo proprietario è quindi responsabile di attività di pianificazione e anche appunto di gestione vera e propria di tagli. Poi c'è con un contratto a 10 anni, quindi pluriennale, quindi si può fare strategia, e lui riesce a starci dentro a livello economico perché appunto ha più boschi, quindi gestiti, quindi punta sull'economia di scala, cioè io vado a gestire
30 boschi, non vado a gestire solo uno, ma 30 boschi, e quindi col proprietario riesco a trovare un accordo. Il proprietario, a fine di questa gestione di 10 anni, avrò un bosco comunque gestito e che il mio valore di questo bosco cresce. Un'altra cosa, secondo me, molto importante che si sta vedendo negli ultimi anni è il ruolo multifunzionale delle foreste e che quindi il riconoscimento di questo ruolo. Vi porto ad esempio la procedura FSC e PFC, che quindi sono le grandi certificazioni, che non riguarda più solo il legno, ma riguarda anche i servizi ecosistemici. Cosa significa? Queste procedure vogliono favorire l'investimento di privati verso una gestione forestale sostenibile e attiva. Quindi queste sono procedure in cui vado a misurare gli impatti di una gestione forestale, quindi non solo il carbonio, importantissimo, ma anche il suolo, biodiversità, acqua e servizi ricreativi. E sottolineando l'importanza anche del turismo in Italia, guardate caso che i primi casi di, per entrambe le certificazioni, i primi casi di casi appunto certificati per i servizi ecosistemici li abbiamo avuti in Italia, sia per FSC che per PFC. Quindi l'Italia è riconosciuta spesso importante non per il legno, ma perché comunque la gente apprezza molto, sia a livello turistico ma anche noi come cittadini, la foresta nel suo complesso. E questo ha favorito un meccanismo, sta favorendo un meccanismo del avvicinare aziende che non sono direttamente collegate al settore forestale. Vi porto un esempio di Luxottica, che appunto ha investito dei quattrini, dei soldini nel ripristinare delle foreste colpite dalla tempesta Vaia. Quindi è fondamentale per la gestione forestale avvicinare non solo il pubblico ma anche il settore privato, perché spesso è vero, non ci sono soldini per la gestione forestale, ma c'è l'interesse dei privati nella gestione, nel vedere il bel bosco. E vi faccio un altro esempio, un portale che anche noi seguiamo, appunto, che è Wow Nature, che appunto avvicina nella gestione forestale il cittadino privato e le aziende private. Concludendo questa mia presentazione, penso di essere ancora nei tempi. Cosa abbiamo visto da questa presentazione? Appunto, un mercato internazionale in continua espansione. Crescerà ancora, ma dobbiamo abituarci a forti fluttuazioni in termini di domanda e offerta, perché qui avremo da una parte eventi catastrofici, dall'altra parte avremo anche grosse economie, come abbiamo visto la Cina, in continua espansione. A livello italiano, le foreste italiane rappresentano la principale infrastruttura verde del nostro paese. Spesso sono mal gestite, necessità ad oggi che le foreste producano meglio, e non solo per legna da ardere, ma anche le foreste producono anche qualcosa di per industriale. Perché? Perché comunque la legna da ardere può arrivare dopo, tramite una approccio a cascata. Il ruolo crescente della certificazione. Infatti la società civile chiede sempre di più prodotti sostenibili, e a livello nazionale, come abbiamo visto, abbiamo tutti gli strumenti già ad oggi, quindi abbiamo FSC e PFC che sono sul campo molto attive, quindi su questo sicuramente abbiamo tutto in regola. A livello politico abbiamo il testo unico forestale e la strategia forestale nazionale. Ora c'è necessità di un approccio inclusivo anche nel territorio, di un coordinamento dei vari attori. Un'altra cosa, forse noi siamo del settore, a livello comunicativo abbiamo sempre sottovalutato una cosa. Una è, gli italiani sanno che le nostre foreste stanno aumentando, ad esempio, ma anche una cosa che secondo me si è sempre sottovalutato è dire, ok, il legno di origine italiana, a questo, al consumatore di città, questo concetto piace o meno? Cioè, a livello comunicativo spesso si è sempre parlato tra di noi. Non manca il capire veramente il consumatore cosa richiede, oltre naturalmente al prezzo. Una ultima cosa, il settore per lo privato, che per lo più anche esterno al settore forestale, è molto spesso più avanti alla politica ed esprime, come abbiamo visto, sempre più una domanda di accesso alle risorse forestali, e quindi è pronto ad attivare nuovi finanziatori, investitori, finanziamenti e nuove iniziative.
Quindi con questo chiudo, ho cercato dopo, vabbè, una diciamo, analisi SWOT del settore, quindi con punti di forza, debolezza, opportunità, possibili minacce, ma adesso ho un po' detto tutto questo in precedenza, comunque è disponibile appunto nel rapporto. Grazie Rettore, grazie dell'invito e grazie a tutti quelli che mi hanno anticipato. Parto un po' dalle conclusioni di Nicola, no? sulla necessità di creare coordinamento proprio a livello locale. Noi in questi mesi sono nate tante iniziative di tanti soggetti proprio che riguardano la tematica forestale. Segno questo indubbiamente che il tema è in primo piano, è un focus ben preciso che abbiamo come territorio provinciale e questo è sicuramente dovuto anche a quanto è già stato detto, insomma la tempesta Vaia, indubbiamente poi il bostrico, ma anche la difficoltà che gli enti proprietari, parlo soprattutto del settore pubblico, hanno nel valorizzare quella che è la loro risorsa boschiva. No? Tante sono le soluzioni che sono state proposte. Io personalmente sposo in pieno quello di cercare di mettere insieme le varie iniziative, le diverse iniziative che sono sul tavolo, tanto più che poi il soggetto attuatore spesso è lo stesso, perché tutti quanti ci siamo appoggiati in fase di studio a Etifor sui vari segmenti, no, di questa filiera. Io ricordo che con Nicola ci eravamo incontrati appunto anche su spinta del settore legno della CGIL, proprio per andare ad analizzare quello che era la parte iniziale, ovvero della risorsa forestale, la parte proprio meramente boschiva, no? Che andrebbe poi però a innestarsi su una serie di progettualità che appunto anche altri attori stanno portando avanti. Io credo che come provincia noi un primo passetto l'abbiamo fatto, sicuramente avremmo potuto fare di più, ma il primo passo è stato fatto, è quello di andare a costituire questo piano strategico provinciale, nel quale sono un po' contenute, in vista proprio di quello che era già stato anticipato del PNRR, ma anche della prossima programmazione dei fondi di comuni di confine, piuttosto che di altre risorse che saranno disponibili nel corso degli anni. Abbiamo cercato appunto di mettere insieme tutti i vari portatori di interesse pubblici e privati per andare in qualche modo a stilare un piano complessivo di azioni sui vari settori, e nel settore forestale ci sono diverse idee di sviluppo che sono state inserite, che sono perfettamente tra l'altro compatibili tra di loro, perché i criteri di base sono sostanzialmente la sostenibilità sia ambientale che naturalmente economica, la valorizzazione della risorsa e il coinvolgimento a più livelli di tutti gli attori, no? Presentati da soggetti differenti. Credo che il passo successivo, veramente questo sia uno dei compiti ormai del prossimo Consiglio provinciale, che in qualche modo si andrà a insediare qui in dicembre, sia proprio quello di radunare tutti questi attori e dare seguito a quello che è il piano di sviluppo strategico provinciale, per arrivare a una progettazione il più possibile univoca, il più possibile omogenea, e da lì poi andare appunto ad assegnare, ad recuperare le risorse. Noi abbiamo a disposizione ad esempio i fondi di comuni di confine, che possono essere utilizzati in parte anche su area vasta, e quindi è uno strumento ideale ad esempio per partire con lo sviluppo di una progettualità e con dei primi interventi a campione che vadano poi nei vari segmenti della filiera. Questo si innesta anche con altre azioni che stiamo portando avanti come provincia. Mi viene in mente il progetto del carbon neutral, che ha visto concludersi, si sta concludendo insomma la fase di studio. Come era naturalmente prevedibile, la provincia di Belluno dal punto di vista dei crediti di carbonio è in assoluto saldo positivo. Questo naturalmente però non ci deve far leggere in maniera scorretta questo risultato, perché la riduzione, diciamo, delle emissioni di carbonio passa attraverso una politica non di ampliamento delle superfici di assorbimento, ma una politica rigorosa proprio invece di limitazione delle emissioni, no? E qui mi riallaccio anche un po' a quella che è la politica, visto che c'è anche il consigliere Cestaro, consigliere regionale, anche su quello che è la qualità, il tema grande della qualità dell'aria, dove vediamo coinvolta la biomassa legnosa in maniera forte nei provvedimenti che vengono emanati nei vari territori proprio per il contenimento dell'inquinamento. Ecco, io voglio chiarire che non ci deve essere una demonizzazione
della biomassa legnosa, in questo caso utilizzata come fonte combustibile, ma ci deve essere un suo corretto utilizzo anche sul modello di quello che avviene in altri paesi europei, mi viene in mente la Svizzera, deve essere fatto con una pianificazione precisa fatta a livello territoriale, che io credo sia raggiungibile esclusivamente proprio mettendoci tutti noi attori, enti pubblici, associazioni di categoria, portatori di interesse privato, in qualche maniera intorno a un tavolo e sviluppare un progetto comune che vada a vedere la gestione e lo sviluppo della filiera del legno dalla risorsa in bosco fino alla lavorazione e alla commercializzazione finale, perché appunto solo in questo modo riusciremo veramente a essere anche capaci di captare quelle importanti risorse. Ne anticipava prima Nicola che c'è anche qualcosa nel PNRR, ma penso semplicemente anche ad alcuni progetti LIFE che sono stati finanziati nell'ultima tornata in altri territori, sono andati proprio a intervenire su questo tipo di settore. Quindi credo sia importantissimo che proprio qui a breve ci ritroviamo tutti quanti e mettere insieme tutte le idee progettuali che con merito sono state portate avanti dai vari soggetti. Io mi scuso ancora che vi ho anche stravolto la scaletta, però purtroppo un impegno imprevisto alle 4:30 mi deve far sì che devo salutarvi e ringraziarvi ancora per l'invito. Grazie Assessore, grazie dell'intervento, della disponibilità e anche così di aver messo sul tavolo tutte le opportunità che in un prossimo futuro ci sono anche in termini di risorse. Diventa fondamentale il coordinamento di tutti gli attori e tutte le progettualità, questo lo condividiamo, e come associazione ovviamente quest'oggi confermiamo ancora una volta la nostra piena disponibilità a ragionare assieme su queste tematiche. Oltretutto per noi questo è un punto di partenza, questo progetto che sarà poi messo nelle mani di quelli che sono i nostri colleghi nazionali, perché crediamo che sicuramente da un punto di vista territoriale ci possa essere una valorizzazione, ma che non possa prescindere da politiche nazionali specifiche di settore. Crediamo che poi il Bellunese possa diventare assoluto protagonista di questo rilancio della filiera del legno, ma che ci debba essere comunque un indirizzo politico nazionale, nazionale e regionale poi, insomma, che sostenga le progettualità che vorremmo mettere e portare a terra. Quindi grazie all'assessore. Grazie a te, io ti ribadisco proprio la massima disponibilità dell'ente provincia e poi indipendentemente da quale sarà l'amministrazione, ma penso che sia un tema che sia assolutamente trasversale proprio per ospitare questo tavolo di confronto e di costruzione di un progetto comune, ecco, assolutamente. Grazie davvero. Intanto mi collego a quanto è stato detto da chi mi ha preceduto, ringraziandovi per questa importante giornata di confronto, perché parlare di legno, parlare di filiera del legno ormai è diventata un passaggio che non può più attendere. Lo stiamo facendo come regione, sentivo per esempio prima il consigliere Viola che parlava di tutta quanta quella che è la parte di tutela dell'ambiente e delle PM rilasciati da tutte quante le stufe a legna. Ricordo che per esempio la regione sono diversi anni che dà dei contributi proprio per cercare di rinnovare questo, chiamiamolo, parco stufe vetuste, al fine di abbattere notevolmente questi costi. Diciamo che per quanto riguarda la parte di riscaldamento, la nostra provincia ha necessità di utilizzare questo tipo di risorsa, perché chiaramente il peso economico per le famiglie nel riscaldamento domestico ha necessità di essere compensato dalla possibilità di accedere appunto al legname. Ma tornando a noi, sicuramente la filiera del legno deve essere valorizzata. Con Veneto Agricoltura stiamo facendo tutta una serie di ragionamenti per cercare di incentivare i consorzi forestali. Sono la prima parte di questa catena che deve andare a chiudersi poi con i diversi utilizzi del legno. Il consorzio forestale è più di uno, sarebbero pienamente auspicabili nel nostro territorio, proprio perché, come è stato evidenziato prima, ci siamo dimenticati cosa vuol dire coltivare il bosco. Da sindaco di Selva di Cadore, ma anche da famiglia che ha sempre avuto boschi, è chiaro che la coltivazione del bosco, coltivazione intesa come
pianificazione nei decenni di essenze anche diverse in aree specifiche è impegnativo e è stato perso, è un'usanza, una tradizione che è stata persa. E per fortuna, devo dire, abbiamo ancora diverse regole presenti nel territorio che bene gestiscono la situazione, un po' meno i comuni, perché chiaramente anche il comune è stato sottoposto a tutta una serie di tagli, tra cui quelli della spesa del personale, per il quale gli è stato impedito di mantenere la figura, per esempio, della guardia boschiva forestale, che ben era specializzata nell'individuare appunto le piante malate, abbiamo parlato prima di bostrico, ma anche nell'individuare momenti in cui era giusto intervenire col taglio del legname. Ecco perché a questo punto, non riuscendo più con le proprie risorse a gestire questo immenso patrimonio boschivo, c'è la necessità di fare squadra, di partire con dei consorzi forestali che, ricordo, sono degli enti privati, delle associazioni private, nelle quali possono rientrare sia gli enti pubblici, quindi i comuni, ma anche le associazioni di categoria che si occupano della gestione forestale, le regole, i privati, e anzi è auspicabile che entrino i privati, e la cosa è indipendente da quella che è il punto che ognuno occupa nella filiera del legno. Quindi sarebbe auspicabile che all'interno di questi consorzi entrasse non solo chi è il produttore, ma anche chi è, tra virgolette, il consumatore, l'utilizzatore, quindi società che si occupano di biomasse, nel caso di legnami ovviamente di qualità inferiore, ma anche e soprattutto tutto quanto quella che è l'industrializzazione del legno, che deve ritornare nella nostra provincia. Noi abbiamo degli esempi di attività, soprattutto familiari, che sono riusciti a progredire e a rimanere legate al nostro territorio. Abbiamo bisogno di riportarci tutto quanto quello che è il pannello industrializzato, come si diceva, tutto quanto quello che è il supporto per l'edilizia e soprattutto per la bioedilizia. Quindi come Regione posso dire che l'impegno che ci stiamo prendendo è proprio quello di spingere il più possibile nei confronti dei consorzi forestali nella ricerca della chiusura di questa filiera del legno, per la quale possa valere la pena coltivare il bosco, mantenerlo e averne un reddito. Grazie. Allora, io intanto sono qui solo come giornalista, quindi mi fa piacere sentirvi e seguo questi aspetti da qualche tempo. Io, diversamente dalla signora che ha parlato prima, sono di Lucca, quindi non c'entro niente né col Veneto né con la montagna, però sono appassionato di montagna e scrivo di economia, no? E quindi penso che sia una risorsa fondamentale il legno. Quindi vi seguo con attenzione, ho chiesto al mio giornale di avere un po' di spazio anche per seguire questo convegno e niente, insomma, vi auguro buon lavoro e soprattutto di trovare questa capacità di mettere insieme le forze. Non se ne esce se non si mette insieme le forze. Io vivo in Comelico quando posso, 7.000 abitanti, 5 comuni, 16 regole. E voi capite bene che se non si fa un po' di sintesi, non si trova qualcuno che traina, si fa fatica poi a creare una pianificazione. Ecco, questa è l'unica cosa che mi sento di dire. Dopodiché, se avete un secondo, vi faccio vedere una cosa. Qualche anno fa abbiamo fatto questo libro col Centro Consorzi di Sedico. È 2012, era il 30 anni della Scuola del Legno. Lavorare molto sulla cultura del legno e far capire che il legno può avere 1000 utilizzi, oltre che avere una storia alle spalle e anche un gran futuro. Buon lavoro. Allora, intanto grazie, perché ho imparato anche oggi delle cose nuove e credo che la presentazione, insomma, che è stata fatta sia un contributo importante che parte da Belluno e vuole arrivare fino al nazionale, ovviamente con tutta l'umiltà della cosa, però mi pare che l'esposizione sia molto chiara sul fatto che questo contributo è un contributo importante. Io, mentre passavo agli interventi, pensavo al primo aspetto, che è quello di dire: siamo convinti che la filiera del legno è una filiera strategica? Se siamo convinti che è una filiera strategica, lo dobbiamo decretare in qualche maniera, no? Nel senso che anche a livello regionale stiamo ragionando su quali sono le filiere strategiche che in questa fase devono essere diciamo, aiutate per fare un effetto volano per altri settori, comparti o indotto, e se il legno lo è, perché abbiamo visto, perché ha la capacità di entrare sia in tutto l'ambito dell'edilizia, che comunque in questa fase sta avendo un periodo di rinascita dopo tanti anni di difficoltà,
e sia per tutto quello che riguarda poi l'aspetto dell'arredamento, dell'arredo, per cui tutto l'aspetto che è legato alla parte manifatturiera in generale, boccato all'export e non solo. Quindi, prima questione è quella di porre, per quanto riguarda il nostro ambito, la connessione tra il territorio, che dico i territori, insomma, e a livello regionale questa cosa, perché poi sia anche rafforzata nell'interlocuzione sul livello nazionale. La seconda cosa che vediamo è quella che più volte è stata citata, cioè adesso si apre una stagione di grandi risorse. Io non guardo solo il PNRR, ma guardo anche la nuova programmazione europea, che comunque ha un settennato importante dove ci sono tanti soldi, tanti, di più di quelli che sono stati della programmazione precedente. E ha un punto centrale che è quello della sostenibilità, che noi più volte, anche nei passaggi che sono stati fatti, la guardiamo non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista sociale ed economico. Quindi lo capiamo che per noi questo aspetto è un aspetto che riguarda la vivibilità del territorio, il rilancio del territorio, ma anche tutte le imprese che ci ruotano attorno, le famiglie che ci ruotano attorno. L'altro elemento che mi è piaciuto tanto nei vari ragionamenti, però mi preoccupava anche tanto, è quello dell'aspetto che parte dalla questione delle materie prime. Cioè noi guardiamo, per troppo tempo probabilmente non abbiamo guardato ai nostri boschi e alla lavorazione dei nostri boschi come un bacino di riferimento per avere materia prima da lavorare nel nostro paese. Tanti anni fa, ormai più di 10 anni fa, mi ricordo, insomma, sono state fatte anche delle ricerche a livello regionale, eccetera, dal bosco al mobile, questi aspetti che cercavano di trovare questa connessione, appunto, e più volte, memoria mia, veniva detto che il materiale, la materia prima, non era adatta alla produzione dei mobili. E questo elemento mi pare che sia un po' leggermente diverso da quello che emerge dalla ricerca. Quindi dovremmo fino in fondo provare a raccontarlo nella maniera più complessiva possibile, perché altrimenti e fare in modo che anche le nostre imprese stiano attente al recupero della materia prima, visto quello che sta succedendo in questo momento in giro per il mondo e quello che stanno subendo tutti. Quindi, ecco, io mi fermo qui perché adesso lascio la parola a Valentina, non volevo fare nessuna conclusione, volevo solo dire che l'impegno della regionale è quello di, partendo da questo lavoro importante che viene fatto al territorio, fare l'anello di congiunzione tra gli aspetti che sono legati alla montagna e alla filiera del legno a partire dalla parte boschiva e arrivare fino al consumatore. Quale un po' di domande ci dovremmo fare, perché il consumatore alla fine ci potrebbe dare tanti suggerimenti anche su cosa percepisce su tutto questo prodotto e che cosa percepirà anche nei prossimi anni, soprattutto il consumatore, quello più giovane, che sembra distante, perché una volta si pensava che andavano a comprare i mobili in legno solamente le persone da una certa età in su, no? Adesso non è così, non è assolutamente così. E quindi è bene che impariamo anche a parlare in maniera più attenta anche con il consumatore. Grazie. Grazie a voi per l'invito. Grazie alla CNA, alla CNA del Veneto. Provo naturalmente a fare delle conclusioni. È stato detto tanto, è un tema molto attuale, quindi naturalmente vi ringrazio per aver organizzato questo momento di confronto che anche per quanto riguarda, diciamo, il sistema a livello nazionale è un primo momento, quindi riprendo le parole del segretario per dire che la mia presenza qui oggi vuole costituire il secondo anello di congiunzione, quindi dal territorio alla regione per arrivare poi al nazionale. Sapete che facciamo parte del tavolo della filiera del legno, la spinta ad essere all'interno del tavolo della filiera del legno è arrivato proprio dalla vostra regione e quindi cercheremo naturalmente con Herman Sala che rappresenta la CNA all'interno del tavolo di portare avanti naturalmente le priorità di azioni per il rilancio della filiera del legno. Quindi vado per punti flash, quindi prima considerazione, importanza naturalmente del tema,
tema che è naturalmente oggi molto attuale e basti pensare naturalmente alla tematica della sostenibilità ambientale al centro del G20 o della COP26, lo ricordava il ricercatore dell'Equifor, l'importanza che hanno i boschi anche per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico e la perdita della biodiversità. Ringrazio naturalmente l'Equifor per la fotografia molto dettagliata di tutto il settore, e quindi spero naturalmente di poter continuare a collaborare anche con loro per riuscire a portare questa fotografia su un livello nazionale e cercare, ne parlavo prima con i colleghi, di sensibilizzare anche altri territori, altre regioni su questo tema. Seconda considerazione, lo ricordava sempre il ricercatore dell'Equifor, ma anche gli altri relatori, viviamo purtroppo il paradosso che il 36% del nostro territorio nazionale è coperto da foreste e l'Italia è il secondo paese in Europa per copertura forestale, ma continuiamo purtroppo a pagare la dipendenza dal legno estero, dipendenza che è emersa in maniera evidente soprattutto nei mesi seguiti dalla ripresa dell'attività economica, lo ricordavano in molti, legati alla tematica appunto del rincaro delle materie prime. In molti territori c'è difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime, soprattutto anche di alcune tipologie specifiche di legno che purtroppo provengono dall'estero. E quindi è questo il paradosso che purtroppo continuiamo a vivere. Abbiamo un patrimonio forestale che non viene valorizzato, lo ricordava il ricercatore dell'Equifor, viene purtroppo gestito male e quindi continuiamo come tutta la filiera del legno, quindi come sistema industriale, ad utilizzare il legno importato dall'estero. E naturalmente è un paradosso che non può continuare ad andare avanti, lo ricordava il segretario, dovremo provare a valorizzare ancora di più le nostre materie prime. E il legno rappresenta poi la materia prima per eccellenza nella transizione verde. Il mercato, lo ricordava il ricercatore dell'Equifor, quindi spingerà sempre di più la domanda, spingerà sempre di più verso l'acquisto del legno, aumenterà la sensibilità dei consumatori verso il legno, e quindi credo sia fondamentale riuscire, sarà un lavoro arduo, lo ricordava il giornalista, riuscire a coordinare tutti gli attori per rilanciare la filiera del legno. Quindi credo che le parole chiave per riassumere tutto quello che è stato detto nel pomeriggio di oggi siano economia, gestione e salvaguardia delle foreste. Quindi dobbiamo riuscire a coniugare questi tre aspetti per provare a rilanciare la filiera del legno e tutto il sistema industriale. Purtroppo in questi anni c'è stata poca attenzione da parte della politica sul tema, ci sono state alcune esperienze positive, quindi il nostro compito sarà naturalmente anche quello di portare all'attenzione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la tematica relativa al rilancio della filiera del legno. Veniva ricordato da molti le risorse che saranno naturalmente a disposizione di tutto il sistema economico e produttivo provenienti dall'Europa. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una prima versione del piano prevedeva la destinazione specifica di risorse alla tematica relativa alla gestione del patrimonio forestale. Nella seconda rivisitazione del piano non c'è più un'indicazione specifica delle risorse su questo tema fondamentale, però i referenti e comunque i responsabili del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali hanno confermato che si tratta naturalmente di una tematica trasversale e che accompagnerà più missioni del piano, quindi ci saranno naturalmente delle risorse a disposizione di tutto il sistema produttivo per investire su questo tema. Quindi provo a sintetizzare naturalmente per punti
le priorità di azioni su cui naturalmente in raccordo con il territorio di Belluno, con la regione del Veneto e spero naturalmente con altri territori cercheremo di portare avanti all'attenzione, cercheremo di portare avanti in questi mesi su cui proveremo a lavorare. Quindi in primis credo sia necessario creare le condizioni per valorizzare il ruolo dei prodotti forestali, partendo appunto dal legno, per promuovere l'utilizzo di risorse naturali nell'ottica della bioeconomia, soprattutto poi nell'ottica della bioedilizia. Veniva ricordato naturalmente il rilancio che sta avendo il settore delle costruzioni in questi mesi. Seconda priorità di azione, incentivare la pianificazione e la certificazione forestale anche attraverso criteri di premialità per le aziende che aderiscano a sistemi di certificazione forestale. E poi terza priorità di azione, valorizzare la produzione legnosa domestica, quindi per aumentare sempre di più l'appeal dei nostri prodotti, soprattutto nell'ambito del design, verso le esportazioni. Siamo leader a livello europeo e internazionale sul mondo del design, però purtroppo ritorno a quello che diceva in apertura, vediamo il paradosso che utilizziamo materiale legnoso che non è made in Italy. Quindi dobbiamo provare a lavorare in sinergia con tutti gli attori della filiera per coordinarci, cercando di attivare appunto filiere di prossimità, valorizzando sempre di più il nostro patrimonio boschivo e nazionale, ma soprattutto con l'obiettivo di rendere il nostro sistema manifatturiero, nello specifico il sistema del legno e dell'arredamento, sempre più competitivo a livello internazionale. Io quindi vi ringrazio di nuovo per l'invito a partecipare oggi a questo momento di confronto e naturalmente, ripeto, sono a vostra disposizione e spero di riuscire a portare all'attenzione di tutto il sistema della Cinemia Nazionale questa tematica che ritengo sia cruciale e di grande attualità nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie.